2 chilometri lungo la costa nord del capoluogo, un tracciato con 2 rotatorie che si innesta sulla statale 14 della Venezia Giulia, un'inaugurazione insolita sotto alla Galleria San Martino, fiore all'occhiello della nuova bretella di Campalto aperta dal 16 luglio. Un'opera da 46 milioni e mezzo che guarda al futuro e che rientra in una serie di altri interventi strategici auspicati dalla Regione. 1 miliardo di investimenti per la messa in sicurezza del ponte di San Giuliano, una nuova viabilità per Porto Marghera, spostare la barriera sulla A57. È un piano economico-finanziario che è già stato predisposto da CAV, sapete che è una concessionaria pubblica composta da Regione Veneto e i cui soci sono Regione Veneto ed ANAS, dove se il Ministero condivide l'idea che le autostrade, ma mi sembra che lo stiano portando avanti, ci sia la gestione pubblica da parte di concessionari pubblici, c'è la possibilità con un rinnovo della concessione. Il nuovo tracciato in prossimità dell'aeroporto Marco Polo servirà a far defluire il traffico liberando Campalto, centro abitato che si trova in uno dei territori più strategici e operosi del tessuto produttivo della regione, in un'area satura anche di mezzi pesanti e commerciali che in passato ha pianto le sue vittime. Noi registriamo che quest'opera bypassa Campalto, sono successi troppi morti in via Orlando, è stata chiesta da molti anni dalla popolazione. Voglio ringraziare l'ANAS e la Regione per aver portato a compimento l'opera. 4 anni di cantieri, lavori che hanno subito alterne vicende con dei rallentamenti nel 2018 dovuti a ritrovamenti archeologici. Ad oggi tutto è concluso e si guarda avanti alla realizzazione della pista ciclopedonale. E nei prossimi giorni i lavori proseguiranno per il completamento delle opere complementari come la pista ciclopedonale sulla statale 14 e le altre opere accessorie che servono per completare l'intervento.